Se qualcuno di voi vuol porre domande o qualche chiarimenti. Chiedere alla dirigente Sì? quest'opera di rinnovamento, lei ha un rapporto dell'ente locale, dell'ufficio scolastico, tutto quanto? Allora, l'ufficio scolastico, questo è sconosciuto, come diceva prima, assolutamente no. L'ufficio scolastico è quell'ente, come diceva prima il collega, che c'è, non c'è, che c'è, ma non si sa cosa serva, perché quando hai bisogno di qualcosa non hanno mai la soluzione. Quindi l'ufficio scolastico assolutamente no. Per quanto riguarda l'ente locale, allora il comune no, niente. La provincia ha dato semplicemente l'ok, perché sapete che quando vai accanto, i locali sono delle strutture della provincia, quindi quando vai accanto ai locali della provincia devi chiedere l'autorizzazione a fare anche quel minimo di aggiustamenti che sono intervenuti. Quindi oltre ad avere l'ok da parte della provincia a fare i lavori che ho fatto, nient'altro. Come finanziamenti dove li andranno? Come finanziamenti, allora, ho usato quel bando, dicevo, una realtà locale, io non so poi nelle altre realtà, però nella mia realtà c'è una fondazione che è la Cariparma, che si occupa di fa un bando ogni anno di innovazione didattica e a cui porto prima i dirigenti del territorio per chiedere quali erano i bisogni abbiamo messo anche gli arredi e gli spazi e quindi ci ha fatto il bando ad hoc, diciamo. E ho usato anche tanti finanziamenti dei genitori, perché dico che il consiglio di istituto che ho avuto è stato un consiglio di istituto che ha capito che quegli investimenti erano un investimento per il miglioramento della qualità della didattica e ho usato anche i finanziamenti dei contributi dei genitori. Oltre, scusate per chi si sta preparando alla prova, dico anche che gli unici fondi svincolati a scuola sono quelli, nelle superiori sono anche abbastanza consistenti, delle macchinette del caffè, quindi ovviamente quelli li ho risucchiati tutti perché è l'unico svincolato su cui si poteva perché modo agire, perché quelli li ho prosciugati tutti. Non dire di spesa. Sì, allora, i banchi sono molto cari. Costano al banco la sede, poi le sedi noi abbiamo usato le nostre, abbiamo arrangiato un po'. E il banco, se non ricordo male, sono 180 euro a banco, se non ricordo male. L'aula quella, diciamo, European School Net è costata su 20-25 mila euro e anche sui 30.000 gli interventi spazi comuni, quindi compreso il progetto, compreso un po' tutto. Non sono cifre improbabili, ho avuto la fortuna di trovare una scuola che era un po' che, siccome era un po' che era in reggenza, era un po' che non investiva, e quindi avevo un bel tesoretto, soprattutto di quelle delle macchinette che erano lì fermi in attesa di destinazione. Poi un po' cerchi danni, un po' avevo cominciato anche genitori che ho fondato io, che non c'era, sono stato abbastanza attivo, ho fatto anche serate teatrali chiamando amici nel teatro della città, insomma qualcosa abbiamo recuperato così lontano in questo modo, però qualcosa, soprattutto consenso da parte dei genitori. Pensate che abbiamo lavorato sugli spazi esterni e sui laboratori, sulle classi che abbiamo fatto l'anno dopo, ma non su tutte ovviamente, sulle prime, però le aule sono state tutte ridisegnate, rifigurate dai genitori insieme agli studenti, un gruppo non numerosissimo, però per dire quanto si è creato poi attorno a una comunità che aveva voglia di innovarsi, un'idea di co-costruzione di innovazione. Grazie. Probabilmente è quella che ci stiamo ponendo tutti. Alcune considerazioni. Allora, la prima riguarda la partecipazione. È sempre più difficile la partecipazione dei dirigenti scolastici alle iniziative di approfondimento, di formazione, ai convegni, se non hanno una caratteristica tecnica. Allora, c'è un'esigenza profonda di avere informazioni tecniche, quindi c'è una partecipazione, se si parla di contrattazione di istituto, piuttosto che di regolamento di contabilità, piuttosto che di sicurezza, che è importante.
importante perché corrisponde alla realtà in cui il dirigente scolastico vive e i problemi che deve affrontare tutti i giorni. C'è una domanda di questo genere: è difficile chiamare a raccolti i dirigenti scolastici, come peraltro gli insegnanti in questo momento, per parlare di scuola, di pedagogia, per quello che la dottoressa dell'ultimo intervento ha definito essere il fulcro, che è la passione, ma che per me è la motivazione, il senso. Se il dirigente scolastico, e mi riconduco alle bellissime trette di Cinzia, non è colui che riesce a dare il senso, perché lui stesso ce l'ha alla sua scuola, non riesce a orientare, non riesce a trovare gli strumenti per creare quella comunità educativa che deve in qualche modo sostenere nel suo lavoro. Quindi la prima considerazione è la partecipazione. Perché manca questa volontà di andare a riflettere sul senso di quello che tutti i giorni, andando a scuola, il dirigente scolastico fa. Nell'illustrazione che ha fatto Nicola nella sua relazione, nei vari tempi storici, la risposta di senso era già data. L'istruzione, nella prima fase che vi ho descritto, il mio compito di dirigente è quello di provvedere all'istruzione, anche in modo trasmissivo, poi l'attenzione al sociale e quindi al cambiamento sociale del mondo negli anni 70. Ora c'è una conflittualità, una disomogeneità di senso, una frammentarietà che fa sì che tutti lo trovino in situazioni diverse, senza chiedersi cosa voglio veramente cambiare, quindi dare alla mia scuola quell'idea di scuola fondamentale per il cambiamento e il miglioramento, perché io stesso non riesco più ad andare a cercare con gli altri quel miglioramento che io devo saper fare, voler fare, poter fare, come diceva un convegno a Calidoni, e mi sembra questo che il dirigente scolastico deve avere presente. Allora, è scritturato dalle sue condizioni professionali, il dirigente, tutte le cose che abbiamo sentito importantissime in tutte le relazioni. Quando riesce a trovare il filo, può un dirigente scolastico calibrare diversamente con gli strumenti che ha, gli equilibri, e andarsi a occupare di più di quello che è importante, tutto il resto viene dopo, mi viene da dire, che coincide con l'attenzione, la cura, il tempo che deve trovare per l'ascolto, ma anche per pensare e dare le risposte insieme agli altri, per costruire un significato. Il rischio che io vedo è che tutto diventi un rituale privo di significato, cominciando dal piano dell'offerta formativa. Quanti piani dell'offerta formativa sono duplicazioni, sono elencazioni di buone intenzioni, sono, come dire, formalmente perfetti, ma qualitativamente non corrispondono veramente a delle esigenze che sono andate a rilevare e anche a una, come dire, a una consapevolezza di quello che bisogna fare, di condivisione da parte dei dirigenti. Adesso abbiamo lo strumento del rapporto di valutazione delle scuole, la valutazione del dirigente. Quanti rilevamenti corrispondono veramente a una raccolta di informazioni e di dati, oppure sono rituali vuoti, dati che si mettono lì per cercare percentuali di miglioramento che corrispondono alla valutazione, ma che non hanno veramente la corrispondenza in una leva che migliora la tua scuola e migliora la situazione dei tuoi alunni. Allora, nella condizione attuale il dirigente è sempre più a livello individuale solo, stritolato da incombenze, chiede e ha necessità diverse da quelle che oggi sono state illustrate e definite come auspicabili, la scuola auspicabile.
forse recuperare politicamente il senso dell'andare a richiedere un cambiamento è una strada. Il singolo dirigente della sua scuola come si muove in questa situazione? Scusate, era una domanda, ma invece sono tante considerazioni che portano forse a esprimere un senso grande di impotenza e di frustrazione fra quello che è e quello che si vorrebbe. Dopo quella descrizione interessantissima, penso che soprattutto i futuri dirigenti che sono qua si siano sentiti proprio muovere quella leva, no? Non la leva, il fulcro, cioè quella passione di cui parlava, anche con il desiderio di poter realizzare dei progetti come quelli. Però mi ha colpito una cosa meno positiva quando ha detto che dopo che se n'è andata alcune cose si sono allentate, e questo è un problema che credo conosciamo in tanti, no? Quindi nella sua riflessione sul come, sul fatto che il dirigente non solo deve avere una passione, un'idea, una meta, ma anche sapere come coinvolgere gli altri, io gli ho chiesto ma come si autovaluta in questo aspetto dell'aver potuto coinvolgere e motivare le figure intermedie di supporto e anche gli altri verso quella stessa visione. Ecco, magari gliela ripropongo anche se in realtà lei mi aveva risposto, ma mi sembrava utile. Cosa dite? Bene, no? Vi chiedo se i concorsi selettivi, ultimo, ma non solo del dirigente, anche degli insegnanti, vada in questa direzione. Cioè stiamo selezionando, è brutta come parola, però vediamo il positivo. Stiamo selezionando persone che avranno questo profilo o altre che sapranno magari tutto del diritto amministrativo, come si diceva, ma poi messe nella situazione reale di un istituto non riescono a gestirlo, non riescono a mediare, eccetera, eccetera. Come può una scuola pubblica, democratica, che dovrebbe garantire a tutti, parliamo di scuola dell'obbligo, il raggiungimento delle competenze in uscita, come possa invece una scuola pubblica essere legata alle competenze del singolo? Nel senso che se tu becchi, tra virgolette, il bravo docente, hai una certa competenza in uscita dei tuoi alunni, se hai altri docenti, hai delle competenze in uscita, non sto dicendo migliori o peggiori, diverse. Allora mi chiedo come si fa ad uscire da questo tipo di, non so se è un problema, un bel problema, perché è vero che forse non è, cioè si dice sempre no, non è vero che le competenze dei bambini sono le competenze dei docenti, però invece ultimamente, a mio avviso, nell'esperienza da docente, sta succedendo questo e non sarebbe giusto in una scuola pubblica. Ognuno di noi sta portando avanti l'esigenza, il problema del singolo, il singolo insegnante, il singolo dirigente, gli alunni, eccetera. E vediamo sempre la realtà all'interno di una bolla, ognuno ha la propria bolla. Bisognerebbe ora, siccome stiamo parlando del futuro dirigente, dovremmo riportarci a un qualcosa verso cui tendere, giusto? È stato definito un po' quale potrebbe essere qua adesso tutta una situazione ideale per una scuola che vuole migliorare e soprattutto che vuole crescere. Però è emerso a mio avviso che il problema sia un problema di sistema, ed è su questo che dobbiamo ora capire in che modo intervenire, perché finché noi continuiamo a definire che sarebbe bello che il dirigente fosse così, che sarebbe bello che l'insegnante fosse così, e lo sappiamo oramai, soprattutto magari da chi come me ha una certa esperienza e come insegnante e come dirigente, le cose belle le sappiamo che ci sono delle isole felici in cui ci sono delle scuole che funzionano. Io mi sento anche tra queste perché trovo la mia scuola meravigliosa, ma solo perché forse perché ci lavoro io dentro e quindi la sento mia in questo modo, magari non c'entra. Però al di là di questo io direi, se noi ci fermiamo alla visione sempre del singolo elemento che compone la scuola, non andiamo mai a fare un discorso di sistema, perché noi ora dobbiamo assolutamente pensare che
se un convegno come questo si ferma qui e non va oltre, nel senso di andare a mettere il dito nel sistema, continuiamo a parlarci, continuiamo a raccontarci, ma non arriveremo mai a almeno tendere a migliorare quello che potrebbe essere migliorabile se in qualche modo non ci rivolgiamo a chi di dovere, perché quello che manca è la gestione dall'alto, per cui noi dobbiamo andare in qualche maniera ad intervenire sulla gestione dall'alto, come associazioni, come gruppo. Un forum è un gruppo importante perché ha tante associazioni, quindi sarà sicuramente ascoltato maggiormente, ma noi dobbiamo pensare che sia come docenti sia come dirigenti il lavoro forte lo dobbiamo fare a quel livello, altrimenti pur preparando tutti, pur lavorando su tutti, pian pianino si rischia di scoraggiarsi, e abbiamo già visto che dopo pochi anni anche la relatrice, che è l'ultima, si è già scoraggiata. Noi non dobbiamo pensare che le persone si scoraggino, noi dobbiamo creare l'idea che si può fare, si può cambiare, ma si deve cambiare dall'alto. Non era neanche una domanda. Io concordo pienamente con quest'ultimo intervento, che ci vuole una visione di sistema che secondo me manca a tutti, e soprattutto direi a chi ci governa, in generale, in particolare chi ci governa in questo momento. Io vedo due blocchi grossi al rinnovamento, ma non solo al rinnovamento, per rendere la scuola italiana una scuola di qualità, non anche a fini competitivi dal punto di vista produttivo, economico, ma soprattutto sul piano dei diritti di cittadinanza, per esercitare pienamente quelle competenze che si è detto in apertura, la nostra Costituzione già prevede dal 1948. I blocchi secondo me fondamentali sono due, però è bene esserne pienamente consapevoli, su questo bisogna battere in modo insistente e continuativo. Il primo è un nodo di tipo economico-finanziario. Cioè qui ci sono i dati, ci sono le statistiche che ce lo dicono apertamente, i risultati migliori sul piano del conseguimento delle competenze sono di quei paesi che più investono in istruzione. Se voi guardate la quota di PIL che si investe in istruzione e gli esiti formativi, vedete che c'è una corrispondenza univoca, cioè da questo non si scappa. L'Italia è uno dei paesi che investe meno in istruzione, ma questo non riguarda solo l'efficienza e l'efficacia del sistema, ma anche ai fini della produttività del sistema, perché altre statistiche ci dicono che i paesi che sono usciti prima e meglio dalla crisi del 2007-2008 sono quelli che maggiormente investono in istruzione, quindi c'è anche un dato economico che incoraggia verso questo tipo di soluzione, non solo un dato, come dire, di carattere etico, filosofico, educazionale, formativo, mettetelo come volete. Cioè ci sono sia elementi di questo tipo che si agganciano, diciamo valoriali più genericamente ai nostri principi costituzionali, sia elementi di carattere proprio socio-economico, stanno lì a dimostrarlo. E allora bisogna che una scelta strategica di governo sia quella dell'istruzione e della formazione. Questo vale sia per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, fino all'università, che è una di quelle più bistrattate a livello europeo, quella italiana. Quindi questa è una prima cosa. Se non si aumenta la spesa sull'istruzione, lo dicevo prima, era il 5-6% del PIL negli anni 90, è diventato il 3-5%. Cioè, se questo dato non si inverte, è difficile migliorare la scuola di questo paese. Perché l'abbiamo visto prima, è vero, a Parma c'è Cariparma, ci sono i POM che magari non c'erano, a Torino c'è la Fondazione per la Scuola di San Paolo che sostiene la digitalizzazione, ma sono tutti episodi. La qualità, noi stiamo facendo un discorso di equità, un livello qualitativo decente rispetto agli altri, lo devono avere tutti, quindi il finanziamento non può essere legato a realtà socio-economiche particolarmente benevole o privilegiate, che in certe parti del paese sappiamo benissimo che non esistono, e allora il discorso di equità va a farsi benedire. Questa è la prima condizione. Il secondo blocco, io ho cercato un po' nella parte iniziale del mio intervento, secondo me questo è anche un aspetto fondamentale, perché funzionano, ci diceva Paletta, quando funziona l'autonomia, e quando funziona l'autonomia con una leadership formativa.
Ma il discorso che io volevo fare all'inizio non era solo un escurso storico interessante dal punto di vista conoscitivo. Il problema è che quel blocco che ha governato la scuola italiana fino al 1970-1980 continua a governare ancora oggi. Cioè noi abbiamo un sistema di governo che è legato al sistema scolastico funzionale del dopoguerra, perché la burocrazia ministeriale, che era la classe professionale che decideva per il sistema, non ha volato. Mai ha tollerato il passaggio degli anni 60-70, che è un passaggio di partecipazione, di collegialità, ma non investiva la governance e i poteri che agiscono all'interno della governance. Quello che metteva in discussione questo assetto di poteri era l'autonomia, perché i poteri si trasferivano dalle burocrazie in genere, da quella ministeriale a quella dei provveditori, eccetera, alle singole scuole e agli enti territoriali in base al principio di sussidiarietà che ci diceva Pareto. Questa era la vera rivoluzione e questa non è mai avvenuta. Perché? Perché quel blocco di potere che c'era negli anni 50, 60 e anche successivi continua a esercitare il suo potere fino ad oggi. Io ho detto prima, un po' provocatoriamente, è stata la killer della 107, secondo me è vero, tutto ciò che è accaduto su questa, ma su tutti i passaggi di potenziale, non dico di rinnovamento certificato, di potenziale rinnovamento è sempre stato bloccato. Questa è ancora la classe al potere, per cui se noi dobbiamo avere una visione di sistema, dobbiamo dire che la burocrazia la smetta di decidere, di gestire. Se autonomia deve essere, le decisioni e le gestioni sono a livello dell'autonomia scolastica e dei poteri decentrati. Non è così, oggi decide tutto. Quando dicevo più di 100.000 parole, perché l'hanno fatta i burocrati, dopo alcuni concetti in parte condivisibili, è stata gestita il programma. Ma non è una roba, la burocrazia, governo ladro, proprio, cioè è un dato di sistema come quello dei finanziamenti. Se non sblocchiamo queste due cose, noi restiamo così, che non è una situazione genericamente disastrata, perché ci sono insegnanti bravi, ci sono dirigenti bravissimi, ci sono scuole che ottengono i finanziamenti e che vanno benissimo. Ma se facciamo un discorso di equità, queste cose devono esistere per tutti. Mi aggancio un attimo al discorso delle competenze che non ho affrontato prima ed è stato accennato dopo. In questo quadro evolutivo io trovo sì che ci sia una specializzazione delle competenze, per carità siamo sulle competenze trasversali, come si diceva, la capacità di selezionare, organizzare le informazioni oggi è una cosa fondamentale, l'inventiva, il lavoro di squadra, sono tutte cose che abbiamo perfezionato, però su questo io vedo un filo conduttore che secondo me noi non dobbiamo mai abbandonare. Cioè, si parlava all'inizio della Costituzione, ma ancora prima della Costituzione, cioè come per esempio Gramsci definisce l'intelligenza generale come capacità del cittadino di partecipare in modo informato e consapevole alle decisioni che si prendono nel proprio paese, nella propria comunità, di esercitare la capacità del controllo democratico rispetto a chi ci governa, o il pensiero riflessivo in più, insomma adesso Cinzia queste cose me le insegna, me le ha sempre insegnate, però voglio dire, questi sono elementi di continuità che caratterizzano le competenze ancora oggi, queste sono le competenze di cittadinanza. E guardate bene che a livello anche normativo queste cose ce le abbiamo, perché adesso la 107 non ha finalizzazioni così esplicite, ma la direttiva sul sistema nazionale di valutazione, la numero 11, ci parla di equità di sistema, rapporto con il territorio, potenziamento delle competenze di base, e noi abbiamo dati Istat, un 66% della popolazione che oggi non è ancora in grado di decifrare e decodificare un messaggio relativamente semplice di tipo linguistico-matematico, quindi il potenziamento delle competenze di base è un dato ancora di estrema qualità. E poi anche competenze, dicevamo, insomma, ovviamente di tipo trasversale, le cosiddette competenze, le soft skills, competenze di cittadinanza, chiamatele come volete, che, ripeto, secondo me hanno una loro dignità e continuità a partire appunto dai nostri maestri di quando abbiamo cominciato ad insegnare, abbiamo anche noi poi come dirigenti cercato di portare il nostro modello di scuola, a volte riuscendoci, a volte no, ma devo dire comunque sempre con una certa soddisfazione per le cose che abbiamo fatto, questo lo voglio dire nonostante tutte le criticità. Voglio aggiungere una cosa che ho verificato nel tempo. 20 anni di neoliberismo, anche forse 25, hanno talmente potenziato l'individualismo
è talmente tolto il senso di appartenenza che i docenti, che gli operatori che abitano la scuola avevano un tempo e oggi non hanno più, che credo sia una pecca incredibile. Prima Paola parlava dei singoli, no? E quindi che non si tocca il sistema. Però io credo che questo rivolgerci ai singoli abbia questa causa di avere davanti una platea di gente che non si interroga più su dove sta andando la scuola, che non si interroga più sul sistema, come dicevi anche tu, si interroga: ma a me cosa succederà? Io dove vado a finire? Che cosa mi succede se? Ossia questa ottica così miope, così individualistica a livello culturale degli operatori della scuola ha fatto un danno incredibile e io lo respiro rispetto per esempio agli anni precedenti. Questa valutazione così importante di appartenere alla scuola, che dovrebbe essere il cuore pulsante di un paese, ed è giusto quello che dice lui, che bisognerebbe investire nelle risorse, però ha anche ragione Paletta che dice se dessimo dei soldi in più, ma manca questo senso di appartenenza all'istituzione così alta che è la scuola, ognuno penserebbe individualmente di accaparrarsi la maggior somma e non ci sarebbe l'investimento mentale su queste istituzioni. E rispetto a questo voglio anche dire una cosa che non ho fatto in tempo a dire precedentemente, che è importantissima l'educazione alla cittadinanza come etica pubblica, che noi siamo un paese allo sbando rispetto a questo deficit di etica pubblica è diventato insostenibile, per cui anche dentro alla scuola che ci sia, che il dichiarato corrisponda all'effettivo è una cosa estremamente importante e ancora non c'è, per cui questa burocrazia che ci porta dentro all'apparato per cui basta che ci sia dichiarato l'adempimento eccetera è una cosa che frena la realizzazione vera dell'istituzione scuola. Non so se mi sono spiegata. Allora, che in parte, questa risposta in parte vorrei rispondere anche alla collega, ma non ho la risposta, ma comunque la riflessione sull'equità. L'equità è quello che mi ha mosso sempre, la ricerca dell'equità dentro la mia scuola e la consapevolezza che, come diceva bene la collega, l'equità è difficile da raggiungere se l'insegnante si chiude dentro la sua aula e una volta chiusa la porta può fare quel cavolaccio che vuole, difendendosi dietro quella che si chiama libertà di insegnamento. Questa non è la libertà di insegnamento che ci hanno detto i nostri padri costituenti, era ovviamente intesa in un'epoca in cui c'era bisogno di parlare di libertà di insegnamento, non è faccio quel cavolo che voglio dentro la mia classe, questo assolutamente no. Purtroppo negli anni questa cosa si è andata diffusa. Allora, da dirigente la prima cosa è stato cerco di mettere a sistema qualcosa che possa in qualche modo cambiare un po' dal basso e il coinvolgimento è stato con un gruppo di insegnanti che condividevano la mia vision di scuola e la mia vision di società probabilmente anche e con loro abbiamo fatto leva sull'intero collegio cercando di portare il cambiamento dal basso. Ha funzionato secondo me, sono arrivata anche alla conclusione che nulla imposto dall'alto a scuola può funzionare, questo secondo me non funziona. Funziona se parte dal basso, funziona se parte dal basso e se hai un gruppo di insegnanti che ci crede e contestualmente, questa è stata un po' la mia esperienza, cerchi di creare le condizioni perché anche quelli che sono in mezzo al guado, in qualche modo, avendo le condizioni si accodino al cambiamento.
c'è una frangia di resistenza che si spera che vada in pensione presto, tuttavia non so se augurarmi la quota 100 o no, ma sicuramente su quella ho poco da dire, se non che rimarrà nella sua nicchia, ma quello che mi interessa in termini di equità è che se la terza B ha l'insegnante che non funziona, mi spiacerebbe che non uscisse con le stesse opportunità della terza A, dove invece ha l'insegnante valido. Allora in quel caso io, ma è una riflessione, cerco di potenziare l'extra classe. Gli laboratori che vi raccontavo e non vi ho potuto fare vedere, di sviluppo di competenze trasversali e anche l'alternanza, permettetemi, è stata usata molte volte, almeno da me, per dare pari opportunità a tutti, perché permetteva di uscire da quella classe e di in qualche modo fare delle esperienze extra classe, non extra curricolo, non extra scuola, ma extra classe, è diverso quindi mi sono concentrata sul cercare delle opportunità di crescita degli studenti fuori dalla classe, lì dove la classe era un problema, oltre che naturalmente ruotare gli insegnanti che non funzionano, anche se anche qua si apre poi una marea di problematiche non semplici, perché poi quindi sicuramente l'idea di poter agire sull'equità non è facile, ma qualcosina secondo me il dirigente può, così come forse anche l'idea che diceva Renata, ma se va via il dirigente e cade la fiducia di questo gruppo di docenti che in qualche modo si muove e ha voglia di muoversi con il dirigente, che sente solo come un burocrate, e ricordate il post con cui avevo iniziato, mi sento solo, non ho il dirigente a cui chiedere come impostare un discorso sulle competenze, come ragionare in didattica in dipartimento, come ragionare di didattica in collegio, allora secondo me quella frangia di docenti si può perdere, ahimè si può perdere, quindi questa è la mia triste considerazione, insomma, poi spero di no. Grazie.